Grazie a Graziano Zalì. Adesso arriviamo al cuore dell'odierno appuntamento, dando quindi la parola a Bruno Pigliozzo per la presentazione della proposta di legge. Sì, ho disposto per non nascondere lo schermo, casomai se possiamo abbassare un po' così. Vi presento il contenuto di questa proposta che, come dicevamo, ci teniamo a dirlo, insomma, proprio anche come metodo che ci stiamo assumendo nel nostro lavoro, è una proposta che è aperta, nel senso che la depositeremo dopo l'incontro di oggi, nel giro di qualche giorno, se ci saranno ulteriori sollecitazioni, già alcune sono arrivate, altre appunto contiamo di riceverle oggi e nei prossimi giorni, e poi chiuderemo la proposta nel giro di una settimana e la depositeremo. Lo facciamo anche per un motivo che è stato solo accennato, ma vorrei ribadirlo. Esiste in giunta una proposta dell'assessore Dorzato che è entrata ma non è ancora uscita dalla giunta. Una proposta di legge appunto relativa al consumo di suolo. Noi insomma abbiamo visto delle bozze, ma non ci sentiamo oggi, non ce la sentiamo insomma di entrare nel merito, perché finché non è un atto ufficiale è inutile che stiamo qui a discutere. Il primo dubbio è che non esca più dalla giunta perché non ci sia una visione coerente e di sintesi all'interno della maggioranza su che cosa andare a proporre al Veneto. Quindi il rischio che questa attesa insomma sia lunga è reale. Allora, nel depositare la nostra proposta vorremmo far uscire anche quella dalla giunta e dopodiché in commissione al più presto, ci auguriamo, insomma, cominceremo l'abbinamento dei due progetti di legge e, se possibile, trovare una sintesi credibile e coerente. Insomma, comunque ci confrontiamo, ecco, questo è il senso del lavoro che presentiamo oggi. Allora, i presupposti, le motivazioni insomma, che ci portano alla proposta, già Graziano insomma, aveva accennato, io vorrei solo elencarli giusto per promemoria, anche didattico se volete. La Costituzione, ci sono due articoli della Costituzione che richiamano insomma, il principio della tutela del suolo, del paesaggio, dell'ambiente come competenze dello Stato, ma che comunque hanno anche una competenza a livello regionale in materia questa concorrente, per cui è giusto e doveroso che anche la Regione legiferi in tal senso. Lo Statuto del Veneto, quello approvato in questa legislatura 2 anni fa, all'articolo 8 cita in maniera molto puntuale insomma, questo dovere della tutela del suolo e del paesaggio, e quindi questo è un altro motivo in più che ci porta ad andare avanti con la nostra proposta. Un terzo elemento che ci comprende così più dall'alto è sono le direttive della Comunità Europea, la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, l'articolo 37 appunto detta un po' i contenuti e le linee della tutela del suolo. Poi aggiungiamo quelle che sono le prospettive di sviluppo dell'Europa 2020, lo sviluppo inteso come un'operazione che deve essere intelligente, deve essere inclusiva e deve essere sostenibile. Ecco, in questo quadro ci piace insomma, inserire la nostra proposta. Si diceva prima che è un pezzo che si parla di stop al consumo di suolo, i titoli di giornale insomma, lo ricordano, però dal dire al fare insomma, sapete che c'è di mezzo il mare. Io vi leggo questo testo. Il modello diffuso che caratterizza il sistema insediativo dell'area centrale veneta ha pertanto generato situazioni complesse e avanzate di consumo di suolo, di illogica sottrazione di aree all'attività agricola e ambientale e di disordine insediativo, determinando in definitiva un'usura eccessiva delle risorse naturalistiche non riproducibili che, oltre a provocare come conseguenza uno scadimento del livello generale della vita nel territorio regionale, hanno messo in crisi l'efficacia stessa e la continuità del modello produttivo esistente. Sembra quasi un testamento di un ambientalista accanito.
Questa è la relazione al piano regionale di sviluppo della legge regionale 5 del 2007, quindi è la stessa regione che dice queste parole. Dopo 6 anni, dal dire e fare, appunto, non è successo nulla o quasi. Riporto alcuni numeri, la tabella che anche qui è stata presentata a primavera del 2013, l'osservatorio del Consiglio insomma, ci ha lavorato e il Presidente del Consiglio in testa, Ruffatto, ha convocato conferenze stampa, convegni eccetera per dire quali sono i dati ricordati anche prima. Provincia per provincia, dal 70 al 2010, in questi 40 anni la riduzione appunto di 9,8% di superficie agricola rispetto alla superficie totale comunale. Andiamo nella proposta di legge, quindi i contenuti molto rapidamente, ce l'avete in cartellina. Devo dire che a qualcuno avevamo inviato anche un testo della proposta ancora datata, diciamo, metà ottobre, 20 ottobre. Ecco, devo dire che in queste settimane c'è stata un'evoluzione e questa è l'ultima proprio a stamattina, insomma, di dove siamo arrivati con il nostro lavoro. Come dicevo, aggiungeremo ulteriori elementi i prossimi giorni. Le finalità della legge, allora, il suolo e il paesaggio come bene comune e risorsa non rinnovabile, qui abbiamo richiamato esattamente però lo statuto, la salvaguardia del suolo e la tutela appunto della biodiversità come elementi fondamentali, la rigenerazione del territorio e dell'ambiente per raggiungere utilità pubbliche quali la qualità dell'aria, dell'acqua, la difesa idrogeologica, la produzione agroalimentare e la qualità della vita. Ecco, secondo noi questi sono i punti fondamentali sui quali è basata la nostra proposta di legge. Devo dire che c'è un'affinità rispetto a quelle che a livello nazionale anche precedentemente sono state presentate e sono in corso tuttora insomma, di discussione. Poi nella tavola rotonda abbiamo l'onorevole Gianni Dal Moro che ci aggiornerà appunto sul lavoro a livello nazionale. Articolo 2, definizioni. Ci sembrava importante richiamare alcuni termini, cosa intendiamo per suolo, cosa intendiamo per consumo di suolo e quali sono gli strumenti di pianificazione. Ecco, sottolineo solo il termine suolo. Nella nostra proposta diciamo che il suolo sì è un terreno a destinazione agricola già classificato così, ma anche intendiamo per suolo tutte quelle aree che pur non essendo classificate, destinate urbanisticamente come aree agricole, sono libere da edificazioni, non sono occupate da infrastrutture eccetera, quindi sono suscettibili all'uso agricolo. Ed è su queste che appunto ci interessa capire quali, quante sono e come intervenire. Articolo 3, ambito di applicazione, cioè dove andiamo a identificare l'operazione di questa legge di recupero di suolo, dicendo cosa non costituisce consumo di suolo rispetto alle definizioni di prima. E quindi gli interventi finalizzati alla conduzione del fondo, gli interventi ai sensi del vigente piano casa, poi qui aprirò una parentesi, gli interventi di ricollocazione degli edifici che attualmente si trovano in zone a rischio idraulico, che quindi vanno o andrebbero insomma, spostati per ragioni di sicurezza soprattutto, e gli interventi di pubblica utilità, cioè le opere pubbliche. Non è che vogliamo bloccare insomma, la costruzione di interventi pubblici, solo diciamo che in queste situazioni comunque, anche se non consumano suolo, se sono ritenute non consumatrici di suolo, vogliamo applicare alcuni principi. Innanzitutto la permeabilizzazione delle superfici, e in cartellina credo dovreste avere una nostra proposta già depositata all'inizio legislatura sulla permeabilizzazione dei suoli, elemento importante per quanto riguarda appunto l'equilibrio idrogeologico e la salvaguardia idraulica dei territori. E un'altra cosa importante ci sembrava il recupero delle aree residuali, cioè quelle aree che utilizzate magari nelle infrastrutture poi rimangono ai margini e spesso abbandonate e situazioni di degrado che creano anche dei problemi. Torno sul piano casa per dire che sulle due
proposte, su 2 leggi del piano casa, quella del 2009 e quella del 2011, la nostra posizione è sempre stata molto critica, nel senso che c'era la questione della competenza dei comuni da salvaguardare, e lo è ancora, e nella proposta della Giunta che discuteremo mercoledì in Commissione ritorna questo argomento. Ma poi c'è l'altra questione, cioè noi diciamo che il piano casa va orientato a tutti i contenuti e alle finalità che abbiamo detto prima. Quindi è uno strumento che, pur nato in condizioni di straordinarietà, di difficoltà per il rilancio economico dell'edilizia, però va finalizzato e centrato a questo obiettivo, che è quello del recupero dell'esistente, della riqualificazione e possibilmente di liberare superfici agricole. In questo senso, allora, lavoreremo appunto mercoledì in Commissione per far sì che il nuovo piano casa, quello che l'assessore propone, mantenga questi requisiti, altrimenti comunque ci sarà la nostra contrarietà. Competenze, l'articolo 4 è un po' il cuore della proposta di legge, poi insieme alla norma transitoria finale, insomma, che chiude il cerchio. Ci sembra necessaria da parte della Regione una definizione univoca di come si misura il consumo di suolo, quindi una metodologia univoca in questo senso, un rapporto che fa il monitoraggio e costantemente aggiorna sulla consistenza del suolo, del consumo di suolo. Questo rapporto che va inviato appunto alla Giunta e riferito al Consiglio ogni 2 anni. Il censimento delle aree dismesse, delle aree non più utilizzate ai fini per cui gli interventi erano nati, pensiamo a tante zone produttive ormai abbandonate, piuttosto che vecchi fabbricati, eccetera. Quindi aree edificato, eccetera, da riqualificare, nuclei rurali, anche questi bisognosi di ricomposizione, di ricocitura, di restauro territoriale. Questo censimento viene fatto con la collaborazione dei comuni. Poi, sulla base di questi dati, insomma, la Regione emana le direttive per inserire dentro alla pianificazione gli interventi su queste aree, per il recupero di queste aree censite. Le modalità applicative, cioè diamo una scadenza abbastanza anche serrata alla Giunta per approvare appunto sia le direttive e sia la metodologia per il consumo di suolo, 120 giorni, dopodiché appunto con il parere della Commissione, con il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, eccetera, di poter avere la definizione appunto di queste direttive. Incentivazioni, cioè per stimolare gli interventi su queste aree per il recupero, la riqualificazione e così via, la Regione individua appunto forme di semplificazione e incentivazione. Il Comune stesso può prevedere agevolazione nel pagamento delle imposte, esenzione dei costi di costruzione, riclassificazione, ecco questo è un elemento da segnalare, è utile, credo anche interessante, riclassificazione delle zone che attualmente sono edificabili per poter ridiventare superfici agricole. Torniamo indietro, è la decrescita felice? È una realtà, nel senso che oggi i sindaci lo sanno benissimo, qua ce n'è qualcuno, molti proprietari di aree di lotti edificabili non hanno i mezzi economici per intervenire, sono in difficoltà per altre ragioni, magari di lavoro e così via, dal punto di vista economico, chiedono per piacere declassami l'area perché non riesco a pagare l'IMU, proprio terra a terra, banalmente parlando. Solo che questa operazione comporta una variante, e una variante, come sapete, ha tutto un iter, sia in termini di tempo che di costi, non indifferente. Noi proponiamo di semplificare questa operazione, prevedendo appunto con la normativa vigente una variante che resta sul livello comunale e quindi in tempi relativamente veloci, insomma, si riesce a dare anche questo tipo di risposte alle situazioni di difficoltà.